disperati. Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come dico sempre siamo in diretta sulla pagina Facebook. Pensate che ho interrotto un discorso della Wanda Pellizzari durante la pubblicità, poi nella prossima che chiudiamo la trasmissione terminerà, ricordatevi il concetto che aveva iniziato la spiegazione di quello che le è successo. Allora Corti, la politica aveva iniziato il ragionamento, io spero abbia il suo completamento, la politica ha responsabilità di tutto quello che sta accadendo? Sì, la politica ha le sue responsabilità. E quali? Ha le sue responsabilità delle scelte che prende e che non prende. Sulla base di quello che arriva anche dall'input tecnico per far prendere queste scelte, vi porto due esempi di come vedo io che la politica può rispondere in maniera responsabile o meno. Lo citavo prima, la politica risponde a livello cittadino, ad esempio, quando Sergio Giordani pone, coi limiti che ha un sindaco, che ci siamo detti non può fare tutto, ma può dare dei messaggi importanti, che è un messaggio di responsabilità, di utilizzare la mascherina fuori, di avere alcuni accorgimenti che sono quelli che danno la fiducia alle persone che ci sia un'attenzione da parte dell'amministratore, il quale non gli dice guarda che così il vaccino funziona così, il virus funziona, gli dice questa è una regola che se rispetti la tua vita migliorerà. Parlo della politica a livello nazionale che prende decisioni, non il sindaco di una città. A livello nazionale la politica si è trovata ad affrontare in quest'ultimo anno e mezzo un imprevisto senza gli strumenti all'inizio per poter prendere delle scelte coi metodi ordinari. Secondo lei si è affidata troppo ai medici, al comitato tecnico scientifico, ai virologi, a chi più ne ha più ne mette, si è affidata troppo oppure ha ascoltato troppo i loro consigli, poteva usare un altro metodo, andare per un'altra strada? Non si è affidata troppo, si è affidata al giusto. No, è una domanda la mia. Sì, no, provo a argomentargliela perché è una domanda giusta. La politica si è affidata ai tecnici per quello che non le compete, ha dovuto prendere delle scelte, abbiamo visto anche a livello europeo, per prenderla a livello ampio, paesi che hanno risposto in maniera politica male alla pandemia pagando dei prezzi alti, prezzi di vita e prezzi di persone. Cioè, se oggi vediamo l'Inghilterra che corre ai ripari, la Germania che corre ai ripari, che ospitiamo noi i tedeschi che quando un anno e mezzo fa hanno ospitato noi a Bergamo le persone che non riuscivano a essere ricoverate lì, la politica a suo tempo per l'Italia chiudere prima che fosse chiaro a tutti che cosa voleva dire, è stata una scelta politica forte. Lì è il ruolo della politica, prendere delle scelte, anche quando non le prende e si demanda a seguire le regole. Probabilmente oggi, seguendo le regole che ci siamo dati, stiamo riscontrando che siamo di nuovo in una situazione grave, che sta evolvendo più velocemente di quello che le regole che ci siamo dati in questo momento ci permettono di fare. Abbiamo dei criteri per la zona gialla, arancione, rossa già prestabiliti. Certo. Alla luce dell'esperienza che abbiamo. Ecco, chiedo brevità. Crisara, invece il comitato, i virologi, gli scienziati, i medici hanno sbagliato qualcosa secondo lei in tutti questi 2 anni, tralasciando che è un virus conosciuto, che hanno 1000 attenuanti e sicuramente chi più ne ha più ne metta, però hanno sbagliato qualcosa anche nel fatto stesso di comunicare, come diceva lei prima, e soprattutto perché hanno comunicato tutti sbagliato, perché i risultati dicono questo e non potevano stare un po' zitti e un po' più cauti nel comunicare certe cose alla popolazione? Ecco, ha centrato il problema, perché i medici e i non medici, perché per televisione ci sono anche tanti biologi, che per carità di Dio, ognuno ha le sue competenze, ma magari di clinica non ne sanno tanto, sono corsi a dare delle certezze rispetto ad una situazione in evoluzione e non conosciuta. Allora la scienza deve parlare tra di loro, deve confrontarsi, è fondamentale il confronto nella scienza, ma dopo il confronto si esce alla popolazione cercando di parlare con una lingua condivisa, che non faccia delle contraddizioni. Esatto, ed è stato quello uno dei problemi, che però, se posso aggiungere qualcosa, è stato uno dei limiti della politica e delle responsabilità della politica, perché secondo me si è spostata una campagna elettorale che non si poteva fare nei confronti del governo, si è spostata su questi temi. E purtroppo la categoria dei medici, nelle varie interpretazioni via via che si sovrapponevano, noi abbiamo
grandissimi clinici, virologi che sono scomparsi perché hanno detto una serie, hanno inanellato una serie di errori uno appresso all'altro. Non ho usato il termine castronerie, però diciamo sono stati imprudenti nel dare delle soluzioni che non si potevano dare perché non conoscevi l'evoluzione. Perché la prima cosa, cioè l'atteggiamento più coerente della scienza è stato di quelli che ha detto non lo sappiamo, perché non lo sapevamo. Certo. E se poi posso fare un piccolo passo indietro. Se fa anche una battuta, cosa pensa dei vaccini ai ragazzi che già sono allora, vaccini ai ragazzi, cosa devo pensare? Sarei d'accordo oppure... Allora, certo allora, intanto io so stare nel mio ruolo, che è quello di un medico pratico, cioè che lavora tutti i giorni con i pazienti, e che ha come punto di riferimento la scienza e le agenzie regolatorie, nazionali ed internazionali. Per queste cose, per un medico, devono essere assolute, perché non puoi pensare, con rispetto di tutti, di essere un tuttologo. Ci sono degli organismi internazionali riconosciuti che danno delle indicazioni, danno delle linee guida dove il medico interpreta a scienza e coscienza dentro quei binari la propria professione. Allora, che i bambini siano l'incubazione di tutte le infezioni di tipo influenzale come questi, lo sappiamo da una vita, tant'è che i 2 picchi influenzali sono a Natale e a febbraio, perché sono i 2 periodi in cui i bambini restano a casa. E che quindi... Allo Spallanzani, l'ultima notizia, mi dicono, sono stati vaccinati 5 bambini tra i 5 e i 9 anni. Esatto. Per cui i bambini vanno vaccinati. È chiaro che quando si tocca l'argomento bambini si diventa ancora più attenti, perché è chiaro che i genitori, e anch'io se fossi genitore, si pone il problema. Si pone il problema per il solito discorso della velocità con cui è stato fatto il vaccino, con tutti i discorsi. Però a questo punto, se noi abbiamo l'FDA, l'Agenzia Europea del Farmaco, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto di Sicurezza di Sanità, che danno l'assenso, è giusto fanno, o sono tutta una massa di criminali messi in fila, oppure... Tra l'altro Federica proprio oggi in un'altra emittente nazionale ha detto testualmente che chi nega l'efficacia del vaccino nega l'evidenza. Sì. Quindi oltre a quello che lei ma dice voglio dire, così funziona. Guardate, noi ci siamo... uno scienziato, cioè... Cosa? No, ha fatto un'affermazione di principio. No, ma allora quando sono d'accordo con voi va ben tutto. Ma non è vero, quando perché invece non sono in disaccordo, allora uno non è tecnicamente portato. Quello che ha detto Federica è un'affermazione di principio, non ha detto perché, ha fatto un'osservazione di principio. E per tornare un attimo, un'osservazione di principio, perché il vaccino per un medico, per chi è medico, bene? Per chi è medico, il vaccino non può essere messo in discussione. Ma Chomsky è un la medico vaccinazione, o è uno stregone? lasci perdere, può essere allora essere laureato in medicina non significa essere medico. Lui è un medico, no, a tutti gli effetti esercita, ma guardi, esercitiamo in tanti. Però non tutti sono medici. Lui non è medico. Perché Riccardo forse non ci siamo capiti. Allora, Riccardo Chomsky può essere medico, può essere laureato in medicina, ma per fare il medico ci sono dei punti cardine che non vengono messi in discussione. E il primo motivo, dato che lei è tra l'altro un grande conoscitore della storia e me l'ha dimostrato, è che dal 1600 ad oggi, da quando è stato introdotto il vaccino, 1796. Perfetto, e allora mi dica quanto è aumentata l'aspettativa di vita. L'aspettativa di vita media.
Da quanto è passata sì, la ma vita non possiamo media? fare lasciare Perché, no, perché sa tutto ed è giusto che Sì, ho possa capito, ma esprimere solo la sua facciamo cultura. quiz. Non È aumentata per i vaccini, per gli antibiotici. So tutto come, Per favore. come una massaia dai mangime alle galline. cerchi lasci di- perdere, so tutto. No, no, ma io guardi so che- quello che devo sapere. Lei Allora, sa quello no. che dovrebbe sapere, io so quello che devo sapere. Allora, cioè, quando lei parla però- di istituti internazionali allora, di farmaco. Però vedi che allora- si continua a contraddire Ma sul sì, fatto che ma non se- interrompa. Ma non è una Perché- predica, lei non è su un pulpito, non Ma è non che ha è, i ma paramenti lei- sacri. no, non è stiamo così. discutendo, dai. Ma non la santo stiamo Dio. discutendo, Santo non stiamo Dio. discutendo. Cioè lei mi dice Se- che non so, cioè io No, lei sa, sto mi dicendo il permetterà contrario. che posso obiettare, No, no, posso- però lei cioè, sa- non mi può prendere per il culo tanto per capirci, per parlare così capisce anche la gente Io no- per strada. io non sto prendendo in No, giro vabbè, non nessuno. importa, Io forse- rispetto il suo allora ho biglietto da capito visita. male. Ecco, però Allora, quando ha lei mi capito parla male. di istituti internazionali del farmaco, l'EMA, noi viviamo pendiamo dalle labbra di EMA, lo sa dottore? Per favore, adesso guardi. parlo un attimo io. L'EMA ha un budget per il 2021 di 385,9 milioni di euro, dei quali l'86% viene dato dalle case farmaceutiche. Voi mi dite in scienza e coscienza che sono guardi, obiettivi, che sono obiettivi. Dai, guardi, ripeto, dati che questi può vedere. sono argomenti populisti. perché uno non è d'accordo con lei è un populista? Lei, Ma no, che discorsi perché quando sono? lei riporta il Ma discorso dai. sulle case farmaceutiche, allora? quando lei riporta il discorso sulle chi è che fa i farmaceutiche, è lei che sta tirando Chi è che dietro fa i il po'. vaccini? Allora, La Barilla, chi è che fa i chi vaccini? vuole, La e chi Ferrero? vuole che faccia i vaccini? Il problema è che da quando sono stati inventati i vaccini, dal primo vaccino, E l'alimentazione. l'età media, guardi, lei può sapere tutto, può avere quello che vuole, però non può alterare la realtà. La sua realtà. Perché, no, perché i punti, sua realtà. perché guardi, non è la mia realtà, è la realtà, perché ci sono 3 cardini fondamentali che hanno aumentato la vita in pochi secoli di 75 anni, perché questo è l'aumento della vita media nel mondo dopo la potabilizzazione dell'acqua, i vaccini e gli antibiotici. Questi non sono robe che fanno le case farmaceutiche. Apro una parentesi, Bene. dottor Crisalà, lei anche, forse chiedo scusa ai telespettatori perché anche lei come prima corte aveva fatto una domanda e noi siamo andati dove avete voluto voi, ma molto probabilmente è colpa mia, quindi chiedo scusa. Avevo chiesto i vaccini ai bambini, solo questo. I vaccini ai bambini siamo sono, andati a parlare di com'è l'Italia fondamentali. e abbiamo fatto un quiz. Sono fondamentali perché ricordo a me Da che stesso età? Da che che età? un paio di Da malattie... che età? Da che Domanda età? con... Ma Da che l'età, quella che è stata indicata dalle queste agenzie al soldo delle case farmaceutiche, quindi queste che sono state indicate adesso, perché su questi siamo sicuri. Dopodiché però ci siamo dimenticati che fino al 1960, quando sono nato io, con sperimentazioni molto minori, è cominciata la vaccinazione per la polio e sono stati vaccinati tutti i bambini, c'è stata la vaccinazione per il Però vaiolo. se lei fa questi tiri qui, io devo per forza dare la parola, perché la inquadrano, lei fa dei tiri che per sono... cui- di inquadrarmi? per cui Secondo me possiamo sei in dire, televisione, possiamo cosa fa? dire, Sto messo così. No, ho Possiamo capito, dire- rimanga Ho un così, ictus. rimanga Borile, così, rimanga possiamo fatto un dire ictus. che sicuramente Ah, la qualità signore. dell'alimentazione è migliorata, ma non credo che né in Africa né in Asia il vaiolo sia scomparso perché mangiano bene, almeno non mi risulta per la stragrande maggioranza della popolazione. Per cui è, Per cui questo, va bene, è giusto- per cui è giusto vaccinare. È giusto se vaccinare. la cosa è chiara che deve essere, qui sì, Controllata, deve controllata. essere, no, ma soprattutto la comunicazione deve essere libera. Perfetto, e era onesta. la domanda Fine. Domenica, dottore, era la domanda che ho fatto, se, visto che oggi il tema è questo, oltre alla vaccinazione per tutti, se ai bambini, giovani, ai piccoli... Ma difatti, se vede, le cose, come si chiama? Lo dica, Diciamo, dottor. il punto di trasmissione più forte in questo momento
dell'infezione Ma perché secondo lei sono le scuole, soprattutto le scuole della prima fase. Le faccio una domanda che mi è sfuggita e le chiedo. Un anno fa il vaccino era temibile per gli anziani e trasmettibile tra di loro, i bambini erano quasi intoccabili, intoccati. E come mai il virus ha detto vaccino, ma forse lei... Ho sbagliato, chiedo scusa. Mi metto un po' di confusione, quindi le chiedo scusa se ho sbagliato. Il Covid l'anno scorso prendeva praticamente gli anziani, quelli di una certa età, i bambini erano esenti da questo virus. Oggi sono quelli che trasmettono di più questo virus. Come mai questa evoluzione nel giro di un anno secondo lei? In molte scuole. Allora, il problema è che, come sempre, e ritorno, stiamo parlando di una roba che non conosciamo e che per un anno le scuole, se non mi ricordo male, sono state chiuse. Cioè le scuole sono state chiuse a febbraio e non sono state riaperte fino a settembre, per cui la possibilità che il virus circolasse tra i bambini era praticamente azzerata, perché stavano queste povere creature chiuse Quindi in casa. La scuola è la maggiore responsabile di trasporto? Non è la scuola, è come sempre sono i posti di Cosa assemblazione. c'è, Cesaro? Si torna perché alla noi non è che posizione, Cesaro. Mi sembra davvero ammalato, adesso a parte gli scherzi. Ma mi scusi, ma allora, se io mi muovo, ma posso respirare? Ma posso Cesaro, cioè io guardi, Cesaro, lo stia a fare Cesaro, mi faccio guardi, la vittima. non stia a fare i suoi capolavori, Cesaro. Non stia a fare i suoi capolavori. Ma lei sa che sono fatto così, mi piace, a me piace. Se lei si muove, cioè se non ci fosse Crisara stasera io mi sentirei depresso. Cesaro, se lei si muove alla Mughini, apre le braccia, si getta non mi inquadrate. Avete un regista che è bravissimo, inquadra Crisara o Corti sta fermo che sembra quasi io lo invidio perché non si muove mai, a volte vedo se è ectoplasmico. Adesso è diventato che regista. No, ma avete un bravissimo regista, fammelo inquadrarmi. Però ascolto attentamente la parte soprattutto tecnica dove non mi esprimo. Io anch'io ho ascoltato la parte tecnica, no? Perché la parte quella politica l'ho interrotto e gliel'ho detto io come funziona la politica nel mondo della medicina. L'EMA, l'istituto... non ripete la stessa cosa. Però sono cose vere e la gente dovrebbe capire, perché secondo me un ente che prende l'86% di 385,9 milioni di euro dalle industrie farmaceutiche, io mi faccio una domanda, non ho la risposta, però secondo me non è proprio l'emblema della neutralità, ma lo dico io. Quando il dottor Crisara prima citava il vaccino della poliomelite, no? Perfetto, lui ha detto abbiamo vaccinato i bambini, ma il dottor Crisara, che è un medico, un tecnico, non dovrei neanche dirle queste cose qua, sa che il vaccino della poliomelite è nato nel 1954. In Italia è diventato obbligatorio nel 1966. Cioè ci sono stati 12 anni di sperimentazione sui bambini. Il dottor Crisara si ricorderà anche, purtroppo è stato un dramma non solo italiano ma mondiale, del talidomide. Ha presente il talidomide? Che era una cura efficacissima per le donne in gravidanza che avevano, adesso non ricordo cosa, e i bambini nascevano senza braccia e senza gambe. Cioè queste sono cose... Però anche qua... Chiedo venia, vede, qua però lei... Non devo dare notizie false. No, non è che dà notizie false, è una notizia vera, però è una notizia alterata nel contesto. Cioè? Perché lei, intanto il sottoscritto ha ricevuto il vaccino nel 1961. Vabbè, ma non era obbligatorio. Quindi non era obbligatorio, ho parlato di obbligatorietà. Però l'hanno reso obbligatorio perché hanno visto la quantità e secondariamente in quei tempi le tecniche, la tecnologia per poter validare quella cosa era molto più lenta. Qui si è verificato il caso opposto, che la legislatura che è stata più lenta della tecnologia. Secondariamente come si chiama? Il discorso del talidomide, lei non sto dicendo che non è vero, ma è sempre dentro un contesto di un farmaco che era stato studiato con le tecniche di allora. Le tecniche di adesso non consentono questa cosa qua. Se vuole le faccio anche un altro La scienza è continua evoluzione. Allora, dato che non la voglio fare stavolta, faccio l'affermazione. Di tachipirina, solo negli Stati Uniti, di paracetamolo, solo negli Stati Uniti muoiono 40.000 persone all'anno. Eppure che sono 10 volte
no 10, 100 volte, molto di più delle presunte morti di centinaia di miliardi di decine di miliardi di dosi. Eppure nessuno di noi prende una... Sì. E allora, il problema... Ma noi ci facciamo ricoverare in ospedale, lei dottore lo sa, chiudere. se lei è onesto, cioè lei è sicuramente onesto, lei sa quanta gente muore in ospedale per infezioni che ricevi in ospedale? Circa 50.000 persone solo in Italia ogni anno. No, ma non può. Lei non però può ci buttare, facciamo ricoverare. lei non può buttare. Allora, vede qua come. Perché non c'è l'igiene necessaria? Ma non è vero. Mio figlio è andato in terapia intensiva perché un'infermiera l'ha contagiato. Ma guardi, mio figlio ha 3 mesi di età, 2 mesi di età, è andato in terapia intensiva. Il suo esempio è sicuramente un esempio importante per lei, ma non è sistema. In ospedale le infezioni ospedaliere sono 50.000 persone. Certo, però lei deve dire perché, perché altrimenti le dico io che è intellettualmente disonesto. Ma io dico solo il dato, spiegherà lei che è un tecnico. Ma lei non può buttare il dato lì e non dare spiegazioni. Ma perché? No, lei ha detto che la tachipirina uccide 40, il paracetamolo uccide 40.000 persone negli Stati Uniti. Però lei non può mettere, lei facendo una roba del genere, perché li uccide perché ha un effetto collaterale sul fegato che su molta gente non è prevedibile. Mentre le infezioni ospedaliere sono date dal fatto che i batteri dentro l'ambiente ospedaliero a contatto con gli antibiotici evolvono e diventano resistenti. Quindi non è mancanza di igiene. Non è mancanza di igiene. E quando lei dice la mancanza di igiene, lei sta facendo l'operazione, così glielo dico chiaramente, di falso Novax, perché lei sta infilando il dubbio nella gente dentro un sistema sanitario che non si dovrebbe permettere nessuno al mondo neanche di pensare, visti i risultati che ha. Quindi lei non si può permettere di dire. Ma io mi permetto quello che voglio. Certo, però rimane quello che è. Lei mi dice quello che mi devo permettere. No, ma lei io ho detto che ci sono nel 2018 ci sono state 49.000 morti in Italia per infezioni non afferenti alla patologia d'ingresso. Per che cosa ripete? Per infezioni. Per infezioni, perché uno dei problemi che ha la medicina moderna, ed un super esperto come lei dovrebbe capirlo, è che la convivenza di troppo tempo di un essere vivente come un batterio si adatta. È anche un virus? No, di un batterio, anche perché un virus. le infezioni, i virus, guardi, però lei deve studiare di più, ha studiato poco, cosa vuole? Perché gli antibiotici sui virus non funzionano. Ma lo so benissimo. E allora studi e non dica stupidaggini. Virali. Non dica stupidaggini, ma non dica stupidaggini. Ma non dica lei stupidaggini. Io parlavo di infezioni virali. Lei dice di tutto e il contrario di tutto, ammantandosi di una capacità culturale che alla fine è vuota, perché lei dice una serie alla fine quando non sanno cosa dire mi insultano. Non lo insulto. No, dovrebbe dirmi fascista, nazista. No, non le dico fascista, non le dico proprio niente. No, perché secondo me lei non sa replicare, allora mi insulta. No, io replico assolutamente d'accordo. Lei si è messo un paravento di neutralità. Lei si qualifica da solo quando mi dice che io non so nulla. Lei si è qualificato. Perché uno che dice una roba del genere sugli ospedali, io non saprò nulla. È offensivo. Lei è un poveretto. È offensivo. Io sarò anche un poveretto, ma lei è uno che offende. Lei che offende parlava gente. del 1600 di Jenner che è nato 150 anni dopo. Lei il tecnico, lo scienziato. Ma dai. Lei offende. Fermi. Lei offende il lavoro quotidiano di un sacco di persone. È lei che mi ha detto che ma non lei so nulla. io parlo di infezioni, ho parlato di infezioni, lei ha parlato di le infezioni virali, la resistenza batterica, antibiotica, cosa c'entra? Io parlavo di morti, 49.000 morti, 49.000. Io ho detto che noi ci facciamo ricoverare comunque perché abbiamo fiducia degli ospedali. Però ci sono i morti. No, se non ci facciamo vaccinare non riusciamo a Wanda, tu ti sei fatta quanti? 3 dosi? Sì. Sei già un po' fosforescente. Grazie Wanda di essere stata qui questa sera. Grazie a lei per l'invito. Grazie a Bruno Cesaro, grazie al dottor Domenico Crisarai, grazie a Franco Corti. Io tra voi due ho perso la voce, io che avete parlato voi due, non riesco a capire nemmeno perché
che spero che qualcuno a casa abbia capito il senso della trasmissione. Non lo so se l'ha capito, però la domanda era molto semplice: che Natale sarà? E abbiamo capito che è arrivata quasi alla Divina Commedia, abbiamo studiato chi più ne ha più ne mette, e quindi per questo ringrazio Bruno, ringrazio Bruno Cesaro che mi dà queste delucidazioni che non ne sono a conoscenza. Grazie a Corti, grazie di essere stato qui, grazie davvero a tutti e ricordo l'appuntamento di domani con l'informazione di TV7 Triveneta alle 12:15. Buonanotte.